Il Parco archeologico di Altino riserva sempre delle sorprese. Le ultime sono le tracce di attività metallurgica rinvenute in un edificio adiacente alla grande cloaca scavata nel 2022. Nuovi reperti dunque dell'assetto urbano di Altino, città romana del I secolo d.C. Gli scavi sono ripresi grazie a un finanziamento ad hoc erogato per la prima volta da parte del Ministero della Cultura, in particolare della Direzione Generale Musei, e destinato proprio a campagne di scavo nei parchi archeologici nazionali. Il Museo archeologico e l'area archeologica di Altino inoltre sono ufficialmente diventati un parco archeologico. Con il decreto del Ministero della Cultura di marzo scorso il percorso cominciato 3 anni fa è arrivato a compimento, dando la spinta definitiva al nuovo progetto. Sarà un museo all'aperto che unirà dunque la parte attualmente contenuta nel museo archeologico con quella degli scavi in un unico percorso più fruibile al pubblico, che racconterà la storia di un luogo e del suo paesaggio in tutti i suoi aspetti. Ogni parco archeologico, commenta il direttore generale musei professor Massimo Sanna, è espressione di un sistema integrato che vede resti archeologici e paesaggio come elementi inseparabili, un contesto in cui la memoria storica si intreccia con il valore paesaggistico e ambientale nello spirito della Costituzione. Gli scavi archeologici in corso sono visitabili durante gli appuntamenti di scavi aperti con prenotazione direttamente al museo.